Maria con il bambino Gesù in braccio e una rosa stretta nella mano destra. L'immagine della Madonna della Rosa nella Basilica di Santa Margherita Ligure diventa meta di tanti fedeli accorsi per la festa in suo onore. Nella Santa Messa solenne, il vescovo Giampio De Vasini ha ricordato l'esempio di Maria, incarnazione delle parole di pace diffuse dal Vangelo. Dare, condividere con gli altri ciò che si ha e ciò che si è. Siamo ricchi soltanto di ciò che doniamo e non di ciò che accumuliamo. Scendere, quindi accompagnare, affiancare, non stare sopra. E infine servire. Prima vieni tu, poi io. Il culto per la Madonna della Rosa ha radici antiche e si consolidò nel 1672, quando venne ritrovata un'anfora con dell'acqua limpida e profumata sotto l'altare di Santa Maria della Rosa. La devozione continua ancora nel presente e unisce l'intera comunità sammargheritese. È la festa sicuramente più importante e più bella che c'è ed è significativa ed è proprio bella. Io quando mi è stato proprio insegnato fin da bambino il culto alla Madonna della Rosa e a pregare a lei quando sono in difficoltà e devo dire che noi ci sediamo sempre sul fianco di questa parte per vedere la messa, perché è proprio bella anche da vedere e da poterci sempre pregare. Il significato è che è la festa più importante della città, nel senso che sì che c'è Santa Margherita, ma Santa Margherita era una festa estiva, questa era una festa veramente religiosa, cioè quando qui si facevano le litanie della Madonna, alla rosa mistica veniva giù la chiesa, da tanto era declamata in modo veramente importante e ad alta voce, proprio era quasi uno grido. Dico. E la processione era una processione più intima, cioè una processione che era soltanto religiosa, non era una processione turistica, cioè anche noi da ragazzi preferivamo essere presenti a questa processione che non a quella di Santa Margherita, forse perché d'estate poi anche si era un po' più, diciamo, anche distratti da altre cose. Il prossimo anno si celebrerà un importante anniversario. La nostra comunità parrocchiale si prepara a celebrare il 250° anniversario dell'incoronazione della Madonna della Rosa, l'icona che vedete alle mie spalle. Quelle due corone su Maria e Gesù arrivano da Roma, sono state donate nel 1776 dal capitolo dei canonici vaticani. E allora inizia ufficialmente il conto alla rovescia in vista del prossimo anno, del 2026, quando concluderemo il lavoro di risanamento della nostra facciata, del sagrato, in modo da poter celebrare dignitosamente le feste in onore di Maria.